Un bel salto quello di Andrea Cirino da ex politico a scrittore. Una scelta indovinata perché i suoi romanzi hanno già riscosso tanto successo, avendo delle trame che suscitano fin da subito la curiosità dei lettori. Il primo romanzo di Andrea Cirino, Quasi Papa, è approdato in teatro al Pirandello. Il romanzo racconta 100 anni di storia affrontando temi forti. Si parla infatti di Shoah e degli intrighi all'interno del Vaticano, con il giallo che ha riguardato la morte di Papa Luciani, e poi ancora i conclavi con i nomi autentici dei papi. E quando in scena si parla di Giovanni Paolo II, ricordando l'anatema nella Valle dei Templi contro la mafia, scatta l'applauso dei presenti, che hanno molto gradito il lavoro della giovane regista Valentina Ghetti. Sul palcoscenico viene ricordata la visita ad Agrigento dell'allora cardinale Wojtyła e della sua sosta nella chiesetta di Santa Gemma in via Emera, un luogo del quale purtroppo nessuno si è preso cura finora, lasciandolo nel totale degrado. Alla fine dello spettacolo non sono mancati i complimenti per Andrea Cirino. C'è da dire che Roberto Iannone, Marco Giustini, Marco Delle Fratte, Antonio Coppola, Luigi Di Maio e Sofia Fici, sotto la guida di Valentina Ghetti, hanno contribuito alla riuscita della commedia. Valentina, la regista di Quasi Papa, un lavoro che è stato apprezzato tanto anche, soprattutto dai giovani, dai ragazzi. Perché era proprio quello il mio intento, nel senso che quando ti assegnano una regia il primo aspetto da tenere in considerazione è il pubblico di riferimento, e siccome il tema, che è quello della storia degli ultimi 9 conclavi della Chiesa cattolica, non è proprio un tema per ragazzi, ho cercato un filo che li potesse avvicinare, e quindi ho scelto questa chiave pop contemporanea a partire proprio dalle musiche, dalle luci e da tutti questi elementi innovativi. E poi il sito, il Teatro Pirandello. Il Teatro Pirandello è veramente come un ventre, è un luogo dove fioriscono e nascono idee creative, oltre ad essere veramente un teatro unico e magnifico nel suo genere. Questo è veramente grazie al direttore artistico, che è Francesco Bellomo, senza il quale tutto questo non sarebbe possibile. Complimenti per il lavoro. Grazie veramente. Quasi Papa approda in teatro, è un desiderio che si realizza? Ma credo che sia il desiderio di tutti coloro che scrivono un libro, no? Adattarlo al teatro. Una pièce teatrale come questa, tra l'altro mi ha dato tante soddisfazioni, perché i ragazzi sono stati molto attenti, quindi era un argomento a quanto pare interessante anche per loro, è attuale anche dai tempi, anche se parlo di 100 anni di storia. Ecco, è un romanzo che tocca temi forti come la fede, la Shoah, e si parla anche della morte di Papa Luciani. È un racconto che inizia alla fine della Seconda Guerra Mondiale con Pio XII, no? Fino ai giorni nostri. Il nostro autore Andrea, che con un percorso abbastanza tortuoso, la tentazione, Matilde che cerca di tirarselo a sé, e quindi ma la vocazione è più forte, ma poi all'interno dei conclavi, all'interno del Concilio Vaticano II, che cambia la storia del mondo, della Chiesa, degli argomenti forti, e devo dire che sono rimasto soddisfatto, perché ho visto che i ragazzi, gli studenti erano attenti, molto attenti a questi argomenti. Ecco Andrea, il passaggio dalla politica alla scrittura è stato indolore o hai qualche rimpianto? Guarda, è stata una cosa naturale, no? Non ho fatto più politica e ho iniziato a scrivere, quindi un hobby che sicuramente è molto più piacevole della politica. Il primo romanzo è Quasi Papa, seguito da Tutta colpa di Solone, lo ricordiamo. Che è stato pure adattato a una commedia teatrale molto simpatica, molto allegra, ma comunque ancora ne parleremo successivamente. Per adesso andiamo avanti su Quasi Papa.